Allora Silvio, io credo che se tu entri adesso nel tuo studio, ci ospiti qua e qua dentro, chiediamo a Silvio Cusin, che gli chiediamo Silvio? Che cos'è che tu vorresti che rimanesse di questo incontro? La frase, il pensiero più importante per te? Cosa vuoi che gli altri sappiano? Beh, che rimanesse lo spirito che ha sorretto il nostro lavoro, l'anima, la motivazione. L'entusiasmo? L'entusiasmo. L'allegria? Si parlava prima. L'entusiasmo che manca moltissimo ed è molto importante che resti. Perché ci siamo persi l'entusiasmo, Silvio? Ma io penso che la professionalizzazione dello psicologo ha abbassato notevolmente l'entusiasmo, ha abbassato il senso di conquista della nuova terra da conquistare, qualche cosa da inventare è diventata una cosa già inventata, già fatta, già determinata e con dei rituali. Dei rituali tristi, non dei rituali sacri. Dei ripetitivi. Niente di sacro. Abbiamo perso il sapore e il gusto del sacro? Ma no, c'è una grossa, di fronte a questa platitudine che piattezza, che non colpisce soltanto gli psicologi, colpisce tutti in qualche maniera, c'è come una grande vocazione al sacro, un grande bisogno al sacro che fa ben sperare. Purché siamo anche capaci di non lasciarlo scivolare nella setta. Ma non siamo noi che lasciamo scivolare questa nostra aspirazione al sacro e di credere che veramente ciò che è sacro non è la setta, insomma. E la setta significa, come è successo per la professione dello psicologo, anche il fatto che è stato sostituito il banale coatto ripetitivo, rituale e un'identità fissa che ha caratterizzato tutte le forme fondamentaliste, tutte. Me lo spieghi meglio questo? E con l'andare del tempo, si era parlato così anche altre volte in passato fra noi di questo, con l'andare del tempo qualsiasi gruppo profondo, credente, finisce per perdere l'iniziale spirito, iniziatico, spirito che lo ispirava e finisce per creare delle norme, delle regole, dei sistemi per difendersi dalla sua stessa autodistruzione, dalle sue stesse perdite. In qualche maniera, quando dico le norme, le regole e le gerarchie servono proprio per non perdere quello che si sta effettivamente perdendo e mascherare la depressione avanzante, ed ecco la nascita dei fondamentalismi. Questo però pone anche un problema molto legato a uno dei fili fondamentali della tua storia e del tuo lavoro, che è quello della formazione, no? Io credo che, ne abbiamo parlato molte volte, credo che sia te sia io abbiamo fatto i capelli bianchi vedendo persone di genio, persone coraggiose, esploratori della mente, della scienza, che innovavano, inventavano e poi erano seguiti da degli omuncoli che assestavano e riducevano. E abbiamo visto, no, le scuole, le scuolette, eccetera. Allora questo però pone un problema serio della formazione. Come ha fatto Silvio Cusin a, più che formare, direi a permettere a dei colleghi più giovani di apprendere senza che diventassero degli adepti? Ma il segreto è lasciando a loro il centro della creazione e della produttività, e io vivendo di questa creazione e di questa produttività. Che vuol dire anche che allora la persona... mettendomi in cattedra. Vuol dire anche però che il grande, il maestro, in qualche modo si nutre della creatività giovane. Sì, si nutre della creatività giovane ed è proprio il platonismo che lo dice. Primo, in quanto le cose che vengono fuori dal gruppo sono come le idee, sono già dentro potenzialmente.
Il nostro modo poi di lavorare, soprattutto in spirito analitico, significa capovolgere interamente la metodologia di insegnamento ex cattedra. L'insegnamento viene dal gruppo terapeutico, l'insegnamento avviene dal gruppo di formazione, l'insegnamento viene dall'altro. Il paziente che al momento si presenta più depresso, più sofferente, più povero di contenuti, più difeso, contiene dentro di sé potenzialmente quello che potrebbe essere la sua creatività, la sua liberazione, ma le contiene sicuro. Questa è la sola fede che mi mantiene di continuare a fare questo lavoro, anche nei casi in cui c'è da combattere moltissimo per aiutare questa persona a portare fuori quello che è suo, insomma. E di cui noi abbiamo bisogno che avvenga l'epifania, però. Abbiamo bisogno per noi stessi, diciamo un termine, anche per sostenere quella quantità di narcisismo che è necessaria nella nostra professione. Ed esiste un narcisismo professionale, che significa capire che si hanno dei limiti e che si è continuamente cosciente di questi limiti. E noi non dobbiamo al momento, sempre di più mi sono persuaso di questo, non voler essere guaritori, profeti, non volere a tutti i costi che il paziente guarisca in un certo modo che a noi piace e che può piacere agli altri, in qualche modo. Anche per il nostro, questo sarebbe il narcisismo illimitato, senza freno nostro, di volere a qualsiasi costo fare il bene dell'altro, anche se questo lui non lo vuole, non gli interessa, non è il suo bene. Come dire quello di aiutare la vecchietta a attraversare la strada anche quando lei non l'ha chiesto. Questo concetto del guarigionismo, che è una forma che alberga dalle nostre parti e anche dalle altre, e gli stessi psicologi vogliono fare i guaritori quando credono in terapie rapide, brevi, con grandissimi risultati. Quando si parla con queste persone non possono neanche entrare in un gruppo di formazione, perché non portano il loro rapporto con la persona, ma portano soltanto i risultati. E ci sono modalità per cui una persona che porta così di solito viene in un gruppo Valiant e dopo 1 o 2 sedute vola via. Raccontaci un attimo dei gruppi Valiant, che sono così fortemente legati alla tua persona, alla tua storia. Sono nati nel 1970. Eravamo un po' più giovani. E sono nati nel 70 e sono nati con Rusconi. In quell'epoca mi sono talmente impegnato che ho fatto contemporaneamente 3 gruppi Valiant. Uno con un gruppo di psicoterapeuti e psicoanalisti che lavoravano analiticamente da molto tempo, e il secondo gruppo era un gruppo che avevo creato io, formato dagli operatori, psicologi e medici del gruppo Edison e della Standa contemporaneamente, e l'abbiamo fatto come gruppo di formazione, e lì si è visto che lo psicologo non sapeva neanche lontanamente cos'è la relazione. Era molto innovativo il fatto di farlo allora, no? Per il gruppo Edison e per la Standa. Sì. Io ho lavorato 3 anni alla Standa e 1 anno e mezzo alla SIC Edison, e quindi lì ho lavorato molto. Alla SIC Edison mi aveva attribuito un compito incredibile, cioè io ero responsabile di un intero centro costo formato da tutti quelli che avevano avuto crisi sul lavoro e che erano stati buttati fuori da una parte ed erano entrati nell'altra, che erano stati ammalati lungo tempo, che avevano avuto depressioni, che erano stati ricoverati. E io dovevo queste persone seguirle, vedere dove mandarle a lavorare, oppure fare un periodo di rodaggio interno a questo, che era in fondo un gruppo di formazione. Era un gruppo di psicoterapia, diciamo. Un po' come Bion, in qualche modo. Quella volta. Ma di Bion io sento moltissimo quell'idea che dice che non si deve né ricordare né desiderare nulla del paziente, cosa difficilissima, quasi impossibile, e però diciamo uno sforzo che è quello della madre nella sua fase di reverie. Sì, questo è veramente il crinale più serio, no? A proposito di libri, sì.
di non volere niente, insomma, dal paziente. Senza memoria e senza Quando si vuole qualcosa senza memoria e senza... a me sembra dolorosissimo seguire questo, perché ad onta che io dimentico i nomi a piè sospinto dove ho messo i miei oggetti, ricordo tutte le storie di pazienti appena mi parlano un sogno fatto 4 anni prima. Capita anche a te, Silvio, che ti dicano: senta, lei che ricorda i miei sogni meglio di me, mi ricorda Circa, ma vero, lei si è ricordato questo sogno che io avevo dimenticato. È vero o no? Sì, È vero sì. o no? Qual è la nostra difficoltà nel lasciare andare? È più il timore per l'altro, questo al di là proprio è anche un timore, come i genitori, no? Che hanno paura, Il dubbio di non aver dato tutto quello che si poteva dare. come se uno pensasse di poter veramente dare molto. Come se, che appunto questo è il narcisismo, di poter dar molto. Mentre invece forse il nostro mestiere non è di dare, ma di togliere, no? Di selezionare, di elicitare. Si può dire così, Silvio? Ma sì, certamente una fase che molto meno attiva di quello del dare. Meno attiva del dare, non si deve dare niente perché, appunto si diceva prima, il paziente c'ha tutto lui. E forse appunto come diceva Bion, è proprio nel gruppo che lo vediamo meglio questo, vero? Quanto è importante la tua esperienza del gruppo quando lavori con l'individuo? E quanto è incompatibile per esempio con la sua famiglia? Ma direi che quando lavoro con l'individuo vedo il gruppo che gli sta attorno, anzi esamino questo rapporto intorno a lui. C'è una tecnica che io ho seguito di interpretazione dei sogni e che seguo sempre una parte di me quando succede, che è quella di Langs. Langs è uno psicanalista che non crede in molte cose della psicanalisi, in cambio è un ortodosso per quanto riguarda l'interpretazione dei sogni di Freud. Lui dice che i sogni si riferiscono non al passato lontano della persona, intendo dire ai primi tempi delle relazioni parentali o addirittura al momento della nascita, ma si riferiscono alle cose attuali. E le cose attuali, e questa è una mia poi interpretazione, ripetono meccanismi in maniera, con l'equazione ripetono meccanismi arcaici. Il nostro comportamento attuale, in qualche maniera, le nostre relazioni. Si può anche dire in questo senso, Silvio, che i sogni o i comportamenti attuali, quello che è ancora attuale della struttura arcaica, ci serve per il futuro, per il fare dell'oggi e del domani, per l'essere dell'oggi e del domani? Ma in genere quelle che sono le cose arcaiche dell'uomo, io le sento di un'estrema produttività e mi danno, a proposito di religioni, mi danno una sensazione di una grande ricchezza. Guai se dovessi abbandonare questo filone della cultura. E comunque se io sono pentito di una grande carenza della mia formazione, è stata quello di aver lavorato a lungo nell'osservazione del bambino, nella baby observation. Silvio, tu pensi che sia anche per questa mancanza, no, di esperienza professionale, di formazione, che così spesso gli psicoterapeuti o psicologi infantilizzano il paziente, cioè si parla di crescita, si parla di rapporto con un minore, cioè c'è questa tendenza a infantilizzare la relazione da parte di molti. Come lavoro parlo di persone egregie, non parlo di persone egregie, e c'è la tendenza a lavorare sull'infantile. Perché? E non soltanto con i bambini, sul fa pipì e fa popò. C'è questa tendenza. E perché questa tendenza è derivata molto dalle antiche esperienze freudiane e soprattutto quella di Anna Freud. Quanto, Silvio, perché di queste cose i kleiniani parlano in maniera molto più metafisica. Certo, ma quanto pensi per esempio che questa abitudine, no,
duratura della psicologia a infantilizzare, abbia per esempio contribuito a far sì che nella società di oggi è così difficile essere fieri di essere adulti e si debba essere comunque eternamente giovani, eternamente immaturi. Addirittura oggi come oggi esiste una quantità gigantesca di adolescenti attaccati alla famiglia che vanno avanti a essere adolescenti fino a 30 anni e oltre. Anzi, è socialmente provato che avviene questo. Assolutamente. Rifiutano l'essere adulti. Ma gli adulti rifiutano l'essere adulti. Questo mi sembra anche, che c'è come una antica nostalgia. Sì. Cioè noi adulti rifiutiamo... Di bamboleggiare. Sì. Questo che non è solamente l'amicizia con i figli, ma è il negare... Sì, ma la paura è l'angoscia di invecchiare, insomma, anche di rimanere sempre attaccati ad un mondo bamboleggiante. E questo quanto la psicologia contribuisce ed è complice? È certo che la psicologia non si avvicina molto al problema dell'invecchiamento. Ma non pensi che invecchiare sia un progetto alto e in qualche modo glorioso? Penso di sì, assolutamente. Penso di sì. No? Lo pensa Jung, che ha stabilito che la sua psicanalisi è la psicanalisi per la terza età, per affrontare questo problema della terza età. È un progetto invecchiare, no? Ed è fare un progetto per la terza età, per chi che manca del progetto per la terza età gli manca molto. Ma non può vivere neanche quelle prima. È la perdita, insomma, proprio, che non ha preparato. È come dire, come vuoi avere una compagnia per la notte di Capodanno se non l'hai preparata durante tutto l'anno? Certamente. In qualche maniera. Silvio, se uno dovesse dirti, ma la tua ricerca, no? Il tuo lavoro di tutti questi anni, di cui molti di noi hanno avuto la fortuna di poter cogliere dei frammenti e dei fili, a quale domanda cerca di dare risposta? Qual è la domanda che è il tuo faro? Ma io mi faccio una domanda sulla continua. Non mi occupo attivamente, mi occupo leggendo, ascoltando e con molta anche fastidio e rabbia una domanda: perché la violenza? E quando dico perché la violenza penso a tutta la violenza che avviene in questo mondo, da una parte e dall'altra, senza riserve, e penso che, come è stato definito, questa violenza nasce da arroganza, e questa è la risposta che tento di dare, e da paura. Silvio, che cosa vedi fra 20 anni? Dove saremo? Che cosa avremo capito un po' di più? Cosa avremo studiato di più? Beh, io così spero, mi illudo che le persone che oggi hanno bisogno di capire e di sapere continueranno a farlo. Non so cosa avremo anche superato attraverso la scienza molte cose. Io spero che questo tentativo di ridurre la scienza tutto a fatti organici non tocchi più che tanto e non arrivi a toccare la libertà dell'uomo. Ma questo sta anche a noi difenderla? E questo ho molta paura, sì. Tu pensi che non sappiamo custodirla, la libertà? No, uno tenta, ma molto personalmente, molto individualmente, molto egoisticamente. È come dire che non sappiamo più coltivarla in gruppo, si può dire così? Sì, non sappiamo coltivarla nel gruppo, ma nel gruppo esteso, sì. Naturalmente, nel gruppo esteso, nel grande gruppo, che non è soltanto i nostri piccoli gruppi che in fondo hanno una cultura analoga. Penso che se c'è un merito negli extracomunitari è di aver mantenuto ancora, anche per condizioni sociali, economiche, la ricchezza di culture più arcaiche. Di cui noi abbiamo bisogno. Che noi abbiamo bisogno e che abbiamo perduto. Diciamo allora che l'aver potuto incontrare Silvio come grande maestro ci ha anche dato la possibilità di continuare a mettere il piede sulle tue orme, ma spostandosi anche un po', perché non credo che tu voglia degli adepti. Qualche cosa io penso di avermi lasciato qualche orma buona, insomma. Qualche orma buona. Auguri Silvio. Grazie.